Questa è la chiesa di San Pantalon. Ci troviamo a Venezia, nel sestiere di Dorsoduro. Su questa posizione esisteva già una precedente chiesa, costruita in data incerta e pericolante verso la fine del Seicento. Quindi si decise, tra il 1684 e il 1704, completamente di ricostruirla, dall'architetto trevigiano Francesco Comin. Si decise di cambiare l'orientamento della chiesa rispetto alla precedente di 90 gradi, in modo che la facciata affacciasse sul campo, facciata che è rimasta incompiuta. La chiesa è degna di nota perché sul soffitto si trova il martirio e la gloria di San Pantalone, opera di Gian Antonio Fiumani, dipinta tra il 1680 e il 1704. Anche se potrebbe sembrare un affresco, si tratta invece di uno dei più grandi dipinti su tela del mondo, dipinto con la tecnica del telero. Misura 443 metri quadrati. La tecnica del telero, molto diffusa a Venezia, permetteva un degrado minore rispetto all'affresco, nelle particolari condizioni di alta umidità tipiche della città lagunare.